Trinacria League, altra settimana di amichevoli, siamo sempre più vicini all'inizio della competizione. Oggi giocano per la prima partita i Brigata Sicula contro gli Uspicciotti del Sud. Aspettiamo il fischio d'inizio per il debuttante signor Gelfo, prima volta in questo torneo per lui, ma arbitro solidissimo, di grande esperienza, non bravo quanto Cavarretta, però diciamo è giusto precisare, con Cavarretta santo inquisitore accanto, è giusto precisare. E inizia la partita, la prima delle due di questo lunedì sera, con il possesso Brigata Sicula. Camarda, nome che porta bene, probabilmente visto il golazo di ieri di testa all'ultimo secondo che ha regalato punti importantissimi in quel di Lecce. Gestione del pallone dei Brigata Sicula con Giordano che allunga, poi non trova spazio, allora Leticia, pallone finisce fuori. Fischia bene il signor Gelfo, l'abbiamo detto, arbitro di caratura provinciale, veterano in quel di Palermo. Si spoglia Camarda come Max Allegri, attenzione, regala emozioni, adesso è in definizione, si nota tutto il suo fisico. Intanto si può continuare con la gestione del pallone dei Brigata Sicula, con la finta di tiro, il passaggio verso Marco Licata che ha fatto benissimo la scorsa settimana, protagonista assoluto della gara. Si riparte dal fondo, possesso Picciotti del Sud, colpo di tacco a servire Di Francesco, nome che invece a Palermo non porta tanto bene. Sfera deviata e rimessa laterale. Di Francesco, diciamo, da grandi aspettative, basse, come dire, basse ma molto basse, che in teoria era un bel giocatore. Leticia, Camarda, quindi ci sono due cognomi d'arte. Giordano, Leticia, oggi in versione santo, ancora Leticia, scambia verso Marco Licata, cerca l'1-2, può mettere in mezzo, ancora lui, c'è Giordano, fa la finta, poi si allunga troppo la sfera su Buscemi. Emblematica la scorsa amichevole per lui, quando disse facciamo calcio dopo l'assist al bacio fatto al compagno. Poi pallone deviato, tentativo strozzato, finisce sul fondo. Badaiacco, spara fuori. Rimessa laterale, batte Di Francesco. Camarda, Giordano, Licata, si gira, Giordano, Licata, Marco Licata, mette in mezzo, chiusura difensiva dove c'era Albano, poi ancora Giordano. Giordano resiste, Giordano numero sullo stretto, fa tutto da solo, esce il portiere sulla ribattuta, firma il vantaggio di questa partita, 1-0 Brigata Sicula, la rete di Giordano, che ha fatto una serie di giocate illuminanti a regalare il primo gol della gara. 1-0. E quindi non c'era, il portiere non c'era, Buscemi, poi Bellone verso Buscemi che si gira, parte di destro, non è male l'idea, peccato per l'artezza del tiro. Gestione del pallone, punta l'uomo, Albano insiste, scarica, Licata, la risposta di Lovetere, Badaiacco, Lovetere,
Badagliacco parte sulla fascia, poi perde la sfera e non conquista nemmeno la rimessa laterale. Allora Licata imbuca Giordano 1-2, non funziona l'asse. Buscemi, no look verso Badagliacco, si gira, ragiona, sferra il tacco in zona Buscemi che può mettere in mezzo, c'era Di Francesco tutto solo, non servito. Allora Licata in contropiede, dopo la splendida amichevole della scorsa settimana, ancora Licata allunga verso Albano, si può girare, finta, trova sempre Marco Licata contro Di Francesco, subisce fallo, punizione. Pronta la punizione, la risposta di Lovetere. Albano, doppio passo, Corrado Albano fa tutto da solo, è scivolata, intervento regolare. Buscemi, Badagliacco. Buscemi, Di Francesco continua, perde la sfera, qui chiusura. Puoi vedere, sei live, che ho un dubbio. Ok, perché ho fatto un piccolo errore. Licata, scambio corto, poi tentativo di Leticia, si stampa sul fondo. Badagliacco in orizzontale, Buscemi in orizzontale ancora una volta verso Badagliacco, insiste, punta l'uomo, Badagliacco, deviazione, rimessa laterale. Poi recupera Albano, parte in contropiede, pressato però da Badagliacco senza fallo, non è ancora finita, la recupera Badagliacco che ha campo per partire, però non viene seguito dal compagno, quindi non si crea la superiorità numerica, trovato sulla fascia di Francesco, pallone in mezzo, deviato, impreciso qui Buscemi. Di Francesco prova a riconquistarla, subisce fallo, punizione. Di Francesco. Di Francesco parte rasoterra, diventa un assist per Badagliacco che però non controlla, poi però fa un tunnel clamoroso per la conclusione di Di Francesco che finisce fuori con la deviazione. Buscemi. Sì, quella sì. Buscemi, Camarda dice di no sulla ribattuta, Di Francesco mette fuori. Arbitro! Arbitro! Cambio di palla. Giordano. Leticia. Leticia imbuca, poi Licata, Marco Licata, prova la girata, numero di Licata, bella la finta, sempre sulla fascia, Licata, manda fuori. Buscemi. Lancio lungo verso Badagliacco che manda fuori di pochissimo. Calcio d'angolo. Novità? 0-2 perché Zaccagni ha annullato, eh? Ah, gol. C'era il VAR. Licata. Licata
resiste alla prima chiusura, serve poi Albano che spreca. Lovetere. Badagliacco punta l'uomo, sfera il tacco per nessuno. Licata. Scambio corto ancora verso Licata. Ripressato l'altro Licata, Luca, allora Marco Licata la riconquista. Serve Luca Licata che parte di destro, funziona l'asse Licata, 2-0 Brigata Sicola. A posto. A posto. Problema fisico intanto per Albano, sospetto stiramento. Buscemi. Lovetere si dimentica del pallone per un secondo. Buscemi. Continua. Sempre Buscemi. Sterza. Poi non resiste. Pallone in rimessa laterale. Buscemi. Ancora rimessa. Buscemi. Bellissima l'imbucata in zona Badagliacco che può provare il tap-in. Non trova Di Francesco, trova il calcio d'angolo. Con in mezzo spazzato via. Lovetere. Scambio corto per l'ottimo 1-2. Lo mettere in mezzo, preferisce la conclusione. Un gol bellissimo qui di Riso Caro, 2-1. Si accorciano le distanze. Botta che sorprende Camarda che forse non la vede partire. Il reel è stato fatto comunque a quanto pare da Samuele Romeo. Stiamo portando tanti contenuti tra reel, poi gol della giornata. Siamo solo all'inizio di questo torneo, ricordiamo nemmeno ancora iniziato il campionato, ancora giro di amichevoli, si pensa questa è la prossima settimana. Poi il rischio qui di Camarda. Alla fine riesce a bloccare. Leticia. Non passa. Di Francesco. Di Francesco. Si può continuare. Badagliacco. Quindi è fallo. Buscemi. Pallone in mezzo deviato. Badagliacco. Sterza, perde il pallone, allora Licata in contropiede deve partire perché c'è il pressing di Badagliacco col fallo. Punizione. Ammonito Badagliacco. Licata, pronto alla battuta Marco Licata, cerca ancora del primo gol in questa partita. Licata, Licata, Badagliacco col tacco, calcio d'angolo. Leticia mette fuori.
Dovetere va lungo, buono il controllo, può partire sferrando il destro che scheggia il palo, forse anche l'incrocio. Ci ha provato ancora Riso Caro che ha fatto un bellissimo gol poc'anzi, 2-1, ricordiamo, per i Brigata Sicula e Maglia Bianca. Giordano. Licata. Giordano, 2 contro 2. Giordano! Pallone non entra di pochissimo. Prende in pieno la traversa. Ottima conclusione però. C'è Licata, servito. Cerca lo scatto di Luca Licata, preso totalmente in controtempo. Rimessa Picciotti del Sud, è già battuta, lo vetere. Riso Capo. Buscemi subisce fallo. Gestione sulla fascia del pallone per i Picciotti del Sud a trovare poi Badagliacco. Badagliacco di punta. Camarda legge tutto, poi sbaglia e rinvio però. Luca Licata. Albano. Ancora Albano. Scarica. Giordano. Marco Licata trova la deviazione, pallone ancora giocabile, allora sempre Licata, il pallone riconquistato, Badagliacca, anzi Badagliacco, è partito contro 2, prova a strappare, se la ritrova ancora addosso. Badagliacco parte di destro, cade, mette fuori. Licata mette sulla fascia, controlla Albano, esce il portiere, ancora Albano contro Vetere. Albano trova spazi, Ciri prova, conclude malissimo, però ancora la sfera presa da Lovetere, poi Buscemi allunga troppo, Camarda legge. Luca Licata sterza sul destro, buona la giocata, buona anche il tiro, deviato in calcio d'angolo. Marco Licata sparato. Di Francesco conduce il possesso. Di Francesco guarda la porta, deviazione, Camarda infastidito dal rimbalzo. Leticia, Camarda, Marco Licata, Leticia, doppia deviazione, rimessa laterale. Buscemi. Conquista la sfera, poi Luca allargare, fa da solo una grandissima giocata di sola, poi allarga male però per Giordano, allora ricambia, sbaglia qui un po' il controllo Luca Licata, allora Buscemi aiutato dal compagno che allarga, deviazione, blocca Cavarretta da portiere vero, anche se si è dimenticato ormai come si fa, le mani sono sempre le mani e le sa usare anche oggi. Di Francesco, pallone deviato, allora Luca Licata è partito sulla fascia, pressato da Di Francesco, poi colpisce malissimo. Riso Caro. Lovetere. Buscemi. Numero. Ancora Buscemi. Buscemi deviazione. Camarda. Luca Licata. Leticia.
Marco Licata, poi si riparte dal fondo con lo Vetere. Riso Caro. Lancio lungo, Camarda lascia scorrere. Time out. Manca pochissimo comunque alla fine del primo tempo, quando è stato chiamato il time out. 5 minuti. 5? Ah, se non erro sì. Quindi la Luca Marelli dice che mancano 5 minuti. Cioè Marelli è l'arbitro più scarso. Ma perché un arbitro? L'arbitro. Però ha fatto la Serie A, poi l'hanno retrocesso in Serie B, poi ha creduto che era cosa da arbitrare e non ha arbitrato. Però si fa i soldi, si fa i big money. Per carità. Giordano. Lancia lungo, vabbè, come il vecchio presidente, quello che ora è il presidente degli arbitri italiani. Rocchi. No, un altro che è il... Ah, quello è il disegnatore. Sì. Rocchi. L'ho capito che ma non mi quello viene. con i capelli lunghi. Sì, no. No, non mi viene. Ancora Licata Luca verso Marco Licata, pallone finisce fuori. Badagliacco. Poi lancio lungo di Bellone. Licata. Badagliacco riconquista, deviazione e rimessa laterale. Badagliacco. Sino la rimessa è Brigata sicura. Licata restituisce la sfera. Lancia lungo benissimo in diagonale per Badagliacco che trova il gol del pareggio. 2-2. Due. Quindi si ritorna in parità come inizio partita. Giordano. Leticia. Giordano perde la sfera. Riso Caro mette in mezzo. Badagliacco se la ritrova addosso. Sterza, serve Riso Caro di mancino. Camarda col piede. Giordano. Rimessa laterale. Badagliacco. Riso Caro. Poi Bellone. Badagliacco. Sfera finisce fuori. Di Francesco. Badagliacco. Badagliacco Camarda. Ha rischiato però di prendere gol sul proprio palo. Oggi un po' incerto a dir la verità Camarda. Riso Caro. Sbaglia il cross. Leticia. Albano.
Ancora Albano, scambia corto, Licata gli viene strappata la sfera allora Di Francesco, si gira, Di Francesco lo carica il destro mettendo fuori. Camarda, Giordano, Marco Licata, lancia lungo, chiusura difensiva, allora Badagliacco riceve, si gira, regala poi un pallone ad Albano, aiutato anche da Giordano, scarica verso Albano, finta, insita un po' qui, non passa, è tutto regolare, allora Badagliacco resiste. Risocaro, 3-2, rimonta completata dai Picciotti del Sud, che adesso addirittura passano in vantaggio. (3-0), 3-2, 3-2 Picciotti del Sud, dallo 0-2 al 3-2. Albano, Leticia, un po' in sordina oggi Leticia, allora Badagliacco recupera 2 contro 2, Badagliacco, Di Francesco, primo controllo così, anche il passaggio, Badagliacco, ancora lui, sempre Badagliacco, sbaglia il fraseggio, Bellone, Lovetere, Lovetere, va a lungo, deviazione Di Francesco, protegge Di Francesco, se la allunga Di Francesco, Camarda col guantone, poi Giordano spazza via, finisce il primo tempo 3-2, grandi sorprese. Tre a 2 Picciotti del Sud, inizia il secondo tempo dopo una grande rimonta inaspettata per come si era messa la partita. Adesso sono i Picciotti, maglia scura, a essere in vantaggio, ma occhio perché la partita è lunga. Giordano, Camarda, Albano numero, buona la finta, Albano, la risposta del portiere. Luca Licata, Badagliacco, mette fuori.
Licata di Francesco, lo accompagna fuori praticamente. Badagliacco cerca la finta, prova ad andare sulla fascia, non trova spazi. Risocaro di sola contro due, entra in mezzo, poi deviazione rimessa laterale. Blocca Camarda, travolto. Luca Licata. Giordano. Licata. Marco Licata. Albano. Si dimentica del pallone. Marco Licata. Mette in mezzo Giordano. Giordano prova a passare, ricambia verso Licata. Licata. Chiuso da Risocaro. Poi Buscemi. Cerca e trova solo a metà il tunnel e poi la Veronica, ma perde la sfera. Allora Licata. Giordano. Giordano! La risposta del portiere e poi il miracolo difensivo di Badagliacco. Salvare i suoi. Doppia occasione. Pronto il corner. Questa prima delle due amichevoli. Licata. Ancora lui. Scambia corto. Luca Licata. Deviazione. Poi Badagliacco. La fa su. Vetere. Risocaro. Badagliacco. Pallone deviato e rimessa laterale. Di Francesco. Lancio lungo, Licata. Ancora Licata in mezzo, tutto solo. Giordano esita. Qui fa male. Erroraccio qui. Badagliacco. Risocaro. Buscemi. Va lungo verso Badagliacco che protegge, controlla sulla fascia, continua, travolto, non c'è nulla. Luca Licata è partito in velocità, buono lo strappo. Licata di sola, fa tutto da solo, mette in mezzo per Marco Licata che viene ipnotizzato dallo Vetere. Bella partita, vivace, ad alti ritmi. Licata. Albano, fallo, punizione. Tentativo deviato dalla barriera. Licata, sempre Marco Licata, Di Francesco mette fuori. Guadagna pure la rimessa laterale. Dovetere. Badagliacco. Lovetere. Pallone deviato, poi Albano controlla. C'è dall'altra parte Giordano. Luca Licata con la sola. Parte di destro. Vola il portiere in calcio d'angolo. Colpo di tacco, deviazione rimessa laterale.
Badagliacco. Di Francesco. Buscemi. Bello il taglio letto però da Luca Licata, poi Marco Licata. Luca Licata mette in mezzo per il tap-in del 3-3. La pareggia Giordano. Ottima azione Coriale creata qui da Brigata Sicula. Problemi per il portiere Lovetere. Dai, c'era uno fermo già, uno fermo qua. 3-3 in questo secondo tempo. Di Francesco sbaglia tutto qui. Licata. Luca Licata, Albano. Scarica dietro. Camarda. Albano. Numero. Ancora Albano conduce, strappa, poi si allunga troppo la sfera, la recupera. Sempre Albano, protegge, steso col fallo, punizione. Tentativo, non si può fare. È stata chiamata la distanza. Due in battuta, Licata e Albano. Albano. Licata. Deviazione della barriera è possibile, contropiede. Risocaro è partito in velocità, recuperato da Licata. Camarda in calcio d'angolo. Risocaro, Badagliacco, chiusura difensiva e rimessa laterale. Buscemi scarica, bellissima la sponda in zona. Badagliacco, 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 il muro difensivo e poi di Camarda a dire di no per il contropiede. Giordano, Giordano, Albano, Albano, fuori di pochissimo. Lovetere. Di Francesco. Rimessa laterale. Buscemi. Induca. Chiusura difensiva, rimessa laterale. Di Francesco. In mezzo, deviazione, allora Licata parte in contropiede, sempre lui. Licata, Licata, sterza, grande finta, esce il portiere, mette fuori forse Licata, no? Calcio d'angolo. Si è rimessa laterale già battuta. Licata, sempre Marco Licata. Giordano, Badagliacco. Di Francesco. Sbaglia il tocco. Giordano. Licata. Prova la ruleta, non va. Badagliacco. Badagliacco punta l'uomo sinta e stardisce. Allora si gira. Di Francesco. Di Francesco colpisce male. Albano. Ancora Albano. Mette in mezzo, buona l'imbucata in zona Marco Licata, deviazione calcio d'angolo.
Giordano. Ancora rimessa. Licata. Controllo e presa del portiere. Di Francesco. Ancora Di Francesco, chiusura difensiva e contropiede. Licata. Licata conta l'uomo. Licata con la suola. Mette il destro. Lovetere. Chiude tutto. Buscemi. Badagliacco. Di Francesco. Che problema sul controllo, poi scarica, lo fa male perché c'è Leticia che controlla, calcia, fuori. Di Francesco, Buscemi, chiusura difensiva. Palloni in mezzo, chiude tutto Badagliacco. Albano. Giordano ha spazio per colpire, forse di spalla addirittura Lovetere. Sulla ribattuta ancora Lovetere. Lovetere. Badagliacco. Ha spazio, contro due, poi viene chiuso, esce anche Camarda che lascia scorrere. Badagliacco, si propone Buscemi, non visto. Albano. Albano chiuso. Punta l'uomo, chiusura difensiva. Buscemi. 3 contro 2. Buscemi viene recuperato. Adesso un 3 contro 3. Buscemi alto. Leticia. Albano. Giordano. Quel pallone che non viene controllato da Luca Licata. Badagliacco. Buscemi. Badagliacco. Gestisce la sfera, ancora Bellone, poi cerca ma non trova la diagonale, il pallone finisce fuori. Albano. Giordano. Licata, Luca Licata. Cerca spazi in mezzo, non c'è nulla. Badagliacco ha 2 uomini in mezzo, però poi sbaglia la diagonale. Camarda. Luca Licata. Ancora Luca Licata, sempre lui, doppia deviazione. Albano. Leticia. Tunnel. Giordano. Giordano scarica, numero di Licata che prova il mancino. 4-3 Brigata Sicola. La riporta sopra Marco Licata al primo gol in questa partita.
Lancio lungo, pallone finisce fuori. Giordano, Licata, serie di finte, Licata, blocca tutto il portiere. Buscemi, Insinone e Bellone. Poi erroraccio difensivo qui, rimedia tutto Badagliacco. Licata, Albano in mezzo, Licata, deviazione, doppietta personale, 5-3, Brigata sicura. Di nuovo in vantaggio di 2 reti per la seconda volta in questa partita. La prima volta però è stato non solo riacciuffato ma anche sorpassato, attenzione. E poi vabbè, le doti calcistiche di Romeo non sono chissà quanto illuminanti. Da sottolineare che è per con le scarpe dalla Nike. Sì, certo. Poi a dicembre torna il telecronista a giocare a calcio dopo tanti mesi, vedremo, faremo un confronto. Di Francesco. Poi pallone allargato benissimo verso Badagliacco. Camarda in calcio d'angolo. Doppia deviazione, poi Licata, Bellone, scarica, Lovetere, Bellone, ancora Bellone, allarga, Badagliacco, può mettere in mezzo, non arriva, per poco riso caro, pallone finisce fuori, rinvio dal fondo. Licata, Leticia, Peppi, poi chiedi Badagliacco. Che minuto siamo? 19. Buscemi, tentativo murato, occhio però qui perché c'è il pressing di Di Francesco, dovrebbe essere calcio d'angolo. Qui errore di Buscemi in conclusione, si riparte dal fondo. Giordano, Leticia, Albano contro 2, non passa, allora Di Francesco. Per un altro possibile contropiede, poi c'è il recupero del pallone, Buscemi, Albano, continuano i duelli, Albano contro Badagliacco, interviene quasi Buscemi, allora Licata, messo a terra, tanti contrasti, Leticia mette fuori. Si riparte dal fondo, Lovetere. Buscemi. Di Francesco. Buscemi. Chiusura difensiva di Leticia, rimessa laterale. Luca Licata conquista e parte benissimo verso Albano, tutto solo, la risposta perfetta di Lovetere che si piazza benissimo a coprire i pali. Marco, ma lo mandi quello? Badagliacco,
Buono il passaggio in orizzontale. Partito in velocità intanto Risocaro, chiusura difensiva, poi Romeo controlla e rimessa laterale. Buscemi, Bellone. Poi sbaglia tutto qui Bellone. Pallone finisce fuori. Luca Licata. Albano. Sempre Albano mette in mezzo, blocca il portiere. Badagliacco, 2 contro 2, Badagliacco tira, mette fuori. Camarda. Luca Licata se la allunga, la porta sull'out di destra, poi scarica per Marco Licata che cerca ma non trova Luca Licata, allora finta totalmente inutile tra l'altro di Bellone che poi sbaglia tutto qui sul passaggio. Leticia, Albano, è salito ancora Leticia, Albano, porta scoperta, tunnel a Buscemi e gol del 6-3. Probabilmente il risultato è chiuso con questo gol del 6-3. Sei a 3, siamo negli ultimi minuti di partita. Gol che probabilmente sancisce la fine su 6-3 di Francesco. Recupera Marco Licata, il tacco verso Luca Licata, errore difensivo, poi rimessa laterale. Marco Licata, lo vetere in rimessa laterale. Davide, io lo dici che c'è lo spogliatoio. Albano. Non lo so, uno se ne devono prendere. Leticia. Licata manda fuori. Rimessa laterale. Di Francesco. Palla sulla linea, Riccardo. Non è deviato, ancora rimessa. Ciao, linea. Badagliacco. Buscemi, Camarda. Attento. Buscemi, stavolta ottimo riflesso di Camarda. Codesterno, poi Badagliacco, Albano recupera, contiene il duello, punizione. Pronta la punizione. Nelle ultime azioni di questa partita 6-3 Brigata Sicula. Licata, Luca Licata, parte di destro, deviazione. Pronto il corner. Controllo così, poi Albano. Squadre che non corrono più, allora Leticia, sale Leticia, lo vetere, finisce la partita, vincono i Brigata per 6-3.